le 18, anche oggi siamo veramente puntualissimi, come del resto capita tutti i giorni, e anche oggi vi do il buon pomeriggio amici di Io Compro Siciliano e buon pomeriggio agli amici di Pomeriggio Special. Salve da Cristina Ruffino. Allora, inizia una nuova settimana, ieri siamo andati alla grande, grazie ovviamente a tutti coloro che ci hanno seguito anche ieri, siete stati veramente tantissimi, grazie per il vostro affetto, per tutti i vostri messaggi. Ieri ci siamo occupati di cucina, il martedì l'appuntamento, amici di Pomeriggio Special, è con nutrizione e benessere. Oggi abbiamo un altro argomento di quelli veramente interessantissimi, perché avremo la possibilità di parlare di prodotti della nostra terra che ci possono aiutare sicuramente a stare meglio quando magari abbiamo anche dei momenti di difficoltà. Oggi parliamo di nutrizione con la nostra specialista in naturopatia, la dottoressa Rita Insolera, specialista in naturopatia, fiori di Bach, fitoterapia, naturopatia veterinaria, riequilibrio emozionale e psicosomatico e consulenze nutrizionali con programmi alimentari e personalizzati. Educazione e riequilibrio alimentare, integrazione alimentare, dimagrimento olistico, nutraceutica. La sua attività è rivolta a riscoprire e valorizzare quelli che sono i rimedi naturali proposti dalla natura in un contesto storico in cui, diciamolo pure, no? C'è un ritorno proprio alle tradizioni, una voglia proprio di ritornare alle cose della nostra terra, che ci regala la nostra terra. Rita, oltre al diploma di naturopata, ha conseguito in precedenza anche una laurea in scienze naturali che le conferisce una formazione professionale completa ed elevata. Ha pubblicato dei manuali pratici diretti affinché chi li legge possa trovare subito una soluzione ad ogni tipo di problematica, ovviamente soluzioni con i prodotti che la nostra terra ci dà a disposizione, ci regala. Io l'accoglierei, dottoressa Rita Insolere, qui con noi. Buon pomeriggio, dottoressa. Buonasera, buonasera Cristina, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ma Sono molto grazie a lieta di lei. essere tua ospite. Ciao. Grazie a lei, io sono molto contenta di averla ospite a Pomeriggio Special, anche perché quello di cui ci occuperemo sarà un argomento veramente interessantissimo, perché parliamo di naturopatia. E intanto chiariamo Esatto. subito che cosa fa il naturopata, dottoressa Insolera. Ok, diciamo che il naturopata è una figura ancora, scusate, mi perdo un po'. Non si preoccupi. Allora, il naturopata è allora, sì, siamo qua. Allora, il naturopata è un operatore del benessere che utilizza delle terapie naturali, quali ad esempio le erbe officinali, la floriterapia di Bach, consigli di sana alimentazione ed altre metodologie per migliorare la qualità della vita delle persone e, diciamo, e mantenerle in salute. E questo lo può fare sia, diciamo, a scopo di prevenzione, ma anche come supporto nel caso in cui ci siano delle patologie in atto. Diciamo che la naturopatia spazia su tante metodologie, poi sarà, diciamo, il naturopata che si andrà, diciamo, ad approfondire su determinate metodologie piuttosto che in altre, in base, diciamo, al suo percorso formativo. Per quanto riguarda io personalmente, diciamo che ho fatto un percorso prima universitario, infatti ho studiato scienze naturali all'università, quindi già parto con un bagaglio di conoscenza per quanto riguarda la botanica, la zoologia e anche la fisiologia umana, e poi ho fatto la scuola di naturopatia per andare ad approfondire determinati argomenti. Diciamo che io alla libera professione di naturopata associo anche, come dicevi tu quando mi hai presentato, scrivo manuali e saggi sempre sui rimedi naturali, e scrivo anche articoli su un portale che si occupa sempre di benessere naturale. Non so Ok. perché si spegne qua il telefono. Non si preoccupi, lei si gira perché ha Vai. l'attivazione del telefono, la rotazione credo attivata, probabilmente o disattivata, non lo so, ci dovremmo informare con il nostro Paolo che è esperto, il nostro regista. Non so, Allora, si spegne il video e quindi devo sempre schiacciare per illuminare il... Non ma so perché, prima si non si vedeva bene, preoccupi. adesso no.
Non si preoccupi, sono cose che capitano. L'importante è che noi riusciamo a sentirla e che quindi entriamo nel vivo del nostro appuntamento. Questi sono piccoli problemi, non è un problema Non insormontabile. riesco, purtroppo non riesco a seguire bene perché mi si spegne sempre il... Scusatemi, Non ti sono preoccupi. poco pratica per queste cose. Comunque, Non è un problema, sta parlando con un'altra poco pratica, quindi stia tranquilla, andiamo avanti così, non è un problema. Allora, dottoressa, dopo aver spiegato quindi che cosa fa il naturopata, io entrerei proprio nel vivo, perché ci sì, sono dei rimedi naturali che ci possono aiutare per affrontare questo periodo, tra l'altro post feste, no? Abbiamo mangiato veramente tantissimo, ci siamo abbuffati per sì, quanto riguarda le vacanze di Natale, durante le feste abbiamo mangiato di tutto e di più, però ci sono degli alimenti preziosi che possono aiutarci a disintossicarci, diciamo così. Alimenti che probabilmente ci aiutano e che non arrivano neanche da troppo lontano, perché sono degli alimenti che troviamo anche nei sì. nostri orti. Quali sono? Certo, certo, diciamo che durante il periodo delle festività natalizie si ci butta un po', diciamo, alla pazza gioia, no? Con l'abuso di dolci e anche di piatti particolarmente elaborati, perché magari si pensa, va bene, adesso io mangio, ci festeggiamo, ci buttiamo alla pazza gioia e poi tanto arrivato a gennaio ci possiamo mettere, diciamo, A a dieta, dieta, diciamo, come scusate. dicevi, ecco. Esatto. E quindi diciamo adesso che siamo arrivati a gennaio, è meglio porre diciamo, rimedio al danno che si è potuto fare durante le festività. E la natura in questo caso diciamo, ci viene in aiuto con gli ortaggi e la frutta che ci mette a disposizione proprio in questo periodo. Infatti, cioè, basta, cioè, voglio dire che abbiamo l'abbondanza proprio in questo periodo, no? Di ortaggi che possono aiutarci, diciamo, a disintossicare, a porre rimedio, diciamo, ai danni che abbiamo potuto fare durante le festività. Diciamo che gli alimenti che possono servire in questo momento a disintossicarci sono in modo particolare cioè, abbondiamo di broccoli, di finocchi, di cavolfiori, agrumi, asparagi. Diciamo, abbiamo talmente tanti ortaggi nel periodo invernale cioè, abbiamo proprio l'imbarazzo della scelta. Quindi questi alimenti sono proprio adatti a disintossicarci e a depurarci di tutte quelle tossine che si sono accumulate durante, in questo caso, le festività e quindi ci aiutano anche ad eliminare quel senso di gonfiore, di pesantezza che è tipico proprio delle post-feste. Esatto. Allora, per esempio, per quanto riguarda i preziosi alimenti che abbiamo a disposizione, lei parlava prima del cavolfiore, dei carciofi, parlavamo anche dei broccoli, Esatto, eccetera. Allora, sì, io vorrei abbiamo che mi... veramente in questo periodo l'imbarazzo delle scelte. Io il consiglio che do sempre è quello di privilegiare soprattutto gli ortaggi, la frutta della stagione in cui siamo, perché diciamo sono al loro potenziale delle proprietà no? Nutritive, quindi seguire sempre la stagionalità e soprattutto anche privilegiare i prodotti della nostra terra. Quindi oggi è facile trovare i prodotti diciamo del contadino locale, no? E quindi basta fare, diciamo, attenzione anche a quello che si porta a tavola, privilegiare, diciamo, proprio il prodotto del nostro territorio rispetto a quelli della grande distribuzione, che molto spesso sono prodotti anche importati, no? Quindi non sappiamo neanche che percorso hanno fatto per arrivare fino alle nostre tavole e quindi meglio sempre dare preferenza ai prodotti, come si suol dire, quelli a chilometro zero, no? Del contadino, della nostra terra, poi, quindi che oltre diciamo, a risollevare la nostra economia, che è una cosa veramente che veramente necessita, dà anche prodotti che sono veramente genuini, sappiamo almeno da dove Esatto. stanno, da dove provengono. Allora, dottoressa Insolera, mentre lei cerca di sistemare il telefono, io direi di mandare un bel contributo anche perché abbiamo preparato delle immagini veramente molto belle da vedere. Andiamo, vediamo. Okay.
chiudiamo con questa bella immagine con dei cavolfiori veramente coloratissimi. Dottoressa Insolera, Infatti, avete fatto proprio una bella carrellata proprio di tutto quello che noi possiamo trovare proprio in questo periodo nei nostri mercati, dei finocchi, carciofi, cavolfiori, veramente abbiamo un'abbondanza di ortaggi e di frutta che vengono proprio in nostro aiuto per depurarci e aiutarci appunto, come dicevamo prima, a porre rimedio al danno che si è potuto fare durante queste festività. esatto, altro che quindi poniamo rimedio, finché c'è rimedio c'è speranza, devo dire, quindi aiutiamoci con i prodotti a chilometro zero Sì, della nostra terra e dei infatti, nostri cittadini. Dottoressa, ma per esempio il esatto. carciofo che abbiamo visto, che è un ottimo ortaggio disintossicante, no? Con delle proprietà importanti, Esatto, esatto, alcuni il esatto. gambo lo tolgono, però il gambo No, no, è importante. allora diciamo che, prego, prego, scusami, dicevi? Dicevo questo, che comunque il Noi, gambo del carciofo ha delle proprietà disintossicanti importanti, no? allora, diciamo che tutto il carciofo ha le proprietà disintossicanti e quindi molti in effetti lo tolgono pensando che sia una parte che non vada consumata, invece no. Diciamo che del carciofo non deve essere buttato proprio niente, viene cucinato tutto, si può fare in tanti modi diversi, privilegiare ovviamente sempre le cotture che non richiedono grassi, perché se non abbiamo fatto niente, quindi diciamo che il carciofo va benissimo così per come si trova, senza veramente gettare nessuna parte che diciamo è veramente ricca di principi attivi che è necessaria, diciamo, per il nostro benessere tutto al naturale. Quindi cottura degli ortaggi, soprattutto privilegiamo la cottura al vapore, no? Sì, sì, la cottura a vapore, al forno, alla piastra e alla griglia, ovviamente le verdure quelle adatte per farle grigliate e ovviamente condirle sempre a crudo con olio extravergine di oliva, rigorosamente di olio extravergine di oliva. Va bene. Per il resto, sì, per il resto Cerchi vanno di bene sistemare tutte il le cotture telefono. dove non richiede. Cerchiamo di sistemare un po' il telefono, dottoressa Insolera, perché ogni tanto la vediamo al contrario. Vediamo un attimo, magari se lei riesce a bloccare il telefono, perché ogni tanto va via l'immagine, quindi la vediamo non capovolta, ma praticamente la vediamo in orizzontale, diciamo, ecco. O in verticale, dipende come è messo il telefono. Va bene, vediamo un attimo se riusciamo a sistemare questa cosa. Allora, andiamo a parlare a questo punto di quelli che sono i liquidi in eccesso che magari andiamo ad accumulare durante la stagione invernale. Abbiamo, dottoressa, delle tisane da assumere, da bere che ci possono aiutare a drenare, Esatto. quindi che cosa Esatto, sì, consiglia? diciamo che oltre agli alimenti un valido aiuto ci viene anche dalle erbe officinali. In questo caso, allora, possiamo scegliere determinate erbe che hanno proprio questa funzione, come ad esempio la tisana di tarassa, copilosella, la betulla, ma anche una buona tisana di fiori di arancio sono proprio dei validi rimedi per quanto riguarda la ritenzione idrica e che ci servono appunto per poter eliminare i liquidi di In eccesso. eccesso. In E poi, eccesso, sì. mm, e poi a parte il tarassaco, abbiamo anche, lei ha parlato prima del finocchio, il finocchio che ci aiuta a Sì, disintossicarci. Una bella tisana di semi di sì. finocchio va bene lo stesso, dottoressa. Certo, diciamo che la tisana di semi di finocchio si presta molto bene quando si sente quando si ha proprio quella sensazione di gonfiore post pranzo. Allora in questo caso viene utilizzato proprio i semi di finocchio che fatti diciamo in forma di decotto aiutano proprio a poter alleviare questa sensazione di gonfiore. Diciamo che sarebbe una buona abitudine proprio farla per chi ne soffre in maniera diciamo particolare, prendere la buona abitudine di accompagnare il post pranzo con una bella tisana di semi di finocchio che solitamente comunque vengono utilizzati come in forma di decotto, cioè dire si fa bollire, si porta in ebollizione l'acqua, si mette un cucchiaino di semi di finocchio e poi diciamo filtrando si beve la tisana.
e allora si proprio ha questa funzione proprio di evitare questa sensazione di disagio del gonfiore proprio di post pranzo. Molto Ok, spesso proviamo a spostare il l'accompagnamento. telefono, dottoressa, proprio a spostare il telefono, proprio a cambiare, a metterlo in verticale se ce l'ha in orizzontale in questo momento. Vediamo se riusciamo a vederla meglio, così magari il telefono sta fermo, non va automaticamente. Ok, stia ferma così e vediamo se riusciamo ad andare avanti meglio, nel modo migliore, perché ogni tanto questi inconvenienti con questi telefoni possono sicuramente capitare. Dottoressa, velocemente, vediamo un po'. Ok, lei mi sente? Sì, sì. Ok, perfetto, stia ferma così. Ferma, non si muova, vediamo un po' se riusciamo. Perfetto, vediamo un po'. Allora, io vorrei tra l'altro sapere una cosa da lei. Lei ha parlato di infusi, di decotti, di tisane. Che differenza c'è? Allora, la differenza sta nel tipo della preparazione. Allora, per quanto riguarda gli infusi, questi vengono fatti solitamente con le parti delicate, diciamo, della pianta, quali possono essere le foglie e i fiori. Allora, in questo caso cosa si fa? Si porta ad ebollizione l'acqua e si mette, diciamo, direttamente sulla tazza dove si è messa diciamo, la tisana e si fa, diciamo, lasciare in infusione per qualche minuto, poi si filtra e si beve. Mentre per quanto riguarda il decotto, solitamente viene utilizzato per quanto riguarda le parti più diciamo più coriacee della pianta, quali possono essere le radici, la corteccia. Allora in questo caso direttamente la tisana viene messa dentro l'acqua, si porta ad ebollizione, poi si filtra e si beve. Quindi diciamo che la differenza tra l'infuso e il decotto sta proprio nella preparazione. Una si fa prima bollire l'acqua e poi si mette, diciamo, sulla tazza dove c'è la tisana, l'altra invece si mette direttamente la tisana nell'acqua e si porta tutto in ebollizione. La Ok, differenza, diciamo, sta in su questo. questo avrei una domanda da farle, tra l'altro. Allora, Marina scrive, dottoressa, che cosa mi dice dei fiori di Bach? Cosa ne pensa? Allora, ci arriviamo tra poco, Marina, perché era un argomento che avremmo comunque affrontato. Quindi, Marina, abbi soltanto qualche secondo di pazienza. Allora, dottoressa, quanto tempo dobbiamo tenere in infusione? Quando andiamo a fare una tisana, quanto tempo deve rimanere, che ne so, una camomilla in infusione? Perché so che comunque la camomilla, per esempio, se rimane troppo, sortisce l'effetto contrario. È vera questa cosa? Esatto, sì, diciamo che paradossalmente la camomilla che solitamente viene utilizzata a scopo rilassante, quando viene messa in infusione per molto tempo, ha diciamo un effetto eccitante, quindi cioè, sembra paradossale, ma è così. Quindi il tempo di infusione non dovrebbe superare i 5 minuti. 5 massimo, Eh, ok. sì, 5 minuti quando si tratta comunque di fiori, cioè di fiori di camomilla. Ovviamente la differenza la fa quando si prende il filtro quello del supermercato, voglio dire, quelle è come se fossero acqua fresca perché Acqua non ha la fresca. stessa, sì, Va voglio bene. dire, è sempre mangiare i prodotti di erboristeria che sono ovviamente come principi molto più efficaci rispetto a quelli che si possono comprare in bustina al supermercato, ecco, non hanno le Grazie, stesse. grazie dottoressa, non hanno la stessa efficacia. Grazie per aver risposto a questa domanda. Quindi non più di 5 minuti, mi raccomando, altrimenti non dormite perché vi dà l'effetto contrario. A proposito appunto di rimedi per rilassarci. A proposito di qualcosa che ci serve un po', che ci dà la possibilità di rilassarci, no? In questo periodo magari in cui siamo un po' stressati a causa della situazione pandemica che stiamo vivendo, problemi personali di lavoro, eccetera, eccetera, tisane e rimedi per poterci rilassare, e quindi magari qui rispondiamo a Marina che ha chiesto dei fiori di Bach. Allora, questo è il periodo purtroppo difficile un po' per tutti e questo ne risente ovviamente sia per quanto riguarda il sonno, sia per quanto riguarda proprio lo stress a cui siamo tutti soggetti. Io dico sempre che sarebbe buona abitudine prima di andare a dormire di fare proprio il rituale della tisana. Mm. E
Le erbe che diciamo sono più indicate per favorire il sonno sono la passiflora, la valeriana e anche l'escolza. Diciamo che queste piante sono più indicate perché favoriscono il rilassamento e soprattutto evitano anche il risveglio notturno che è molto, diciamo, è antipatico perché molto spesso si ci sveglia nel cuore della notte e poi magari si fa fatica a riaddormentarsi. Allora, queste piante, diciamo che hanno quella efficacia di poter favorire sia il rilassamento prima e poi durante il sonno proprio accompagnare eh, cioè il Non farci svegliare di notte, ecco, è accompagnare una il cosa che sonno. esattamente, perché molto spesso il problema è anche questo, quello di avere un sonno interrotto e quindi poi avere anche la difficoltà di riaddormentarsi. E ovviamente questo poi si ripercuote anche durante il giorno, che uno si ci sente stanchi e quindi diciamo tutto parte da lì, dal buon riposo. Ecco, se si dorme bene poi si affronta meglio anche la giornata. Ok, Eh, quindi tisane di passiflora, valeriana. Valeriana e scorzia, che sono le piante quelle molto, diciamo, più indicate per quanto riguarda proprio i problemi di sonno, insomma, dell'insonnia che purtroppo accompagnano molte persone. È vero. E, sì, questa è una cosa purtroppo che è un mal comune ormai diventato, sarà per lo stress, sarà anche per la vita che Che siamo faccio? ormai, Allora, sì. purtroppo la situazione che stiamo affrontando tutti, no? È una situazione abbastanza difficile. Non ci siamo mai trovati in una situazione del genere, quindi devo dire che comunque lo stress lo fa da padrona nella vita di ognuno di noi, quindi l'ansia, le preoccupazioni sono comuni a ognuno. Dottoressa, che differenza c'è, scrive Luca Leonardi, tra tisana e camomilla? Sì, Allora, no, la allora, camomilla è un fiore. sì, esatto, stavo dicendo così. La tisana è la procedura, diciamo, ma la camomilla è un'erba officinale, quindi non c'è un confronto fra l'una e l'altra, ci sono cose diverse. La Diverse. tisana è proprio... Forse lui voleva dire la tisana nel senso, quando si dice prendo la tisana, solitamente la tisana è un insieme, ecco, di piante officinali. E come dicevo prima, per esempio, quando ho detto che le erbe officinali indicate per favorire il sonno sono la passiflora, la valeriana e le scozia, queste per esempio si possono prendere singolarmente oppure farne a tisana, cioè dire farsi preparare dall'erborista una miscela di tutte e tre le erbe officinali. Allora in questo caso magari possono essere più efficaci e prendere il nome di tisana. Ecco, forse voleva dire questo Dire il questo. nostro. Prima di aprire la parentesi fiori di Bach, velocemente, tiglio, melissa sono efficaci anche per gli stati ansiosi? Senz'altro sì, sono un po' diciamo più leggeri rispetto a quelle che dicevo io prima perché sono diciamo più specifiche per quanto riguarda i problemi di sonno, però anche quelle diciamo favoriscono il rilassamento, sono molto più rilassanti, cioè, sono più indicati diciamo per il rilassamento, per il sonno invece Ok. io direi che è meglio utilizzare Passiflora, la eccetera, eccetera. passiflora, Valeriana. sì, assolutamente sì, Ok, sì. argomento fiori di Bach, visto che Marina era molto curiosa, cosa ne pensa dei fiori di Bach? Cosa ci dice, dottoressa? Visto che lei è un'esperta. Sì, diciamo che i fiori di Bach sono i fiori chiamati emozionali perché vanno a colpire la sfera emotiva delle persone, cioè nel senso che quando si hanno dei problemi di natura emotiva, allora in questo caso i fiori di Bach sono indicati proprio per andare a riequilibrare momenti di squilibrio che si possono anche avere in determinati periodi della nostra vita. Diciamo che i fiori di Bach sono uno specifico per quanto riguarda i vari stati emotivi, poi sarà attraverso diciamo un colloquio andare a indagare qual è il motivo diciamo del Del disagio disagio? emotivo e se
scegliere i fiori adatti, le essenze adatte per affrontare appunto quella determinata situazione emotiva che in quel momento, diciamo, provoca il disagio. Anche E perché ogni quindi fiore di Bach va praticamente ad interferire su un determinato disagio che una persona ha, no? sì, sì, ogni fiore è indicato per un determinato squilibrio emozionale e quindi diciamo che in base al disagio che presenta la persona si prepara una miscela di diverse essenze proprio per personalizzata per quanto riguarda appunto quel squilibrio emotivo che in quel momento, diciamo, accusa il soggetto. Anche perché, diciamo, abbiamo una miscela di fiori di Bach, no? Che si chiama Rescue Remedy, no? Che ha Sì. più fiori di Bach all'interno. Sì, quello diciamo che è il rimedio di emergenza che viene chiamato proprio rimedio di emergenza perché ci sono dei momenti in cui si è un po' fuori controllo, no? O perché magari si è subito un trauma o perché si è presa una paura particolare oppure si hanno attacchi di panico. Allora in questo caso si ricorre al rescue remedy proprio per questo motivo, proprio perché si chiama rimedio di emergenza per andare un po' diciamo a tenere sotto controllo una situazione che proprio di controllo magari in quel momento non ha niente. Allora, ma quello proprio si chiama rimedio di Rimedio emergenza di per quanto emergenza? riguarda... Come? No, dico rimedio appunto di emergenza che va praticamente nel momento a risanare, diciamo, il disagio che comunque si ha. In determinati momenti, ma non è diciamo, un rimedio che viene preso per lungo tempo, ma è soltanto, diciamo, di soccorso, che Ok, io lo chiamo il rimedio di pronto soccorso, ma poi per andare invece a riequilibrare determinate situazioni viene fatta delle miscele proprio adatte per essere ok. utilizzate e prese per lunghi periodi fino a quando diciamo la situazione non ritorna Alla nuovamente alla normalità. normalità. Perfetto, Sì. quindi ognuno deve avere i propri fiori di Bach personalizzati per cercare di recuperare, insomma, Vengono quel fatti in disagio. base, sì, viene fatto Dottoressa, un mi scusi, la colloquio. interrompo un attimo, dottoressa, perché abbiamo qualche messaggio che è arrivato prima della chiusura, perché siamo praticamente in chiusura. Allora, andiamo ai messaggi, vediamo un attimo. Ah, Angel, che credo sia colombiano, non lo so. Forza Cristina Ruffino, grazie Angelo. Angel. Mauro, salutiamo anche Mauro, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio anche a Marina, alla quale la dottoressa ha risposto. Buonasera a tutti, scrive Giuseppe. Buonasera Giuseppe. Molto interessante sapere che i fiori di camomilla non devono bollire più di 5 minuti, altrimenti l'effetto è negativo. Grazie dottoressa Insolera, scrive Lidia. Buonasera Okay. Cristina ed ospite, buonasera John. Abbiamo tutto il mondo che guarda dottoressa. Grazie dottoressa, ha detto Marina, la ringrazia. E quindi grazie a voi soprattutto per aver posto le vostre domande chiarificatrici. E spero che la dottoressa Insolera, anzi sicuramente la dottoressa Insolera vi avrà chiarito un attimo le idee. Ecco, ogni tanto mi inceppo e mi impallo. Allora, mi sa che siamo in chiusura perché abbiamo una ventina di secondi, esatto? Perché avrei voluto Sì. parlare con lei anche di un'altra cosa, ma mi sa che non abbiamo tempo. Datemi esito dalla regia che poi parla un po' di qua e un po' di là, io lo vedo sullo schermo praticamente ogni tanto che appare e scompare. Quindi, 2 minuti in chiusura. Come chiudiamo, dottoressa? Che consigli diamo ai nostri ascoltatori e telespettatori? Senza dubbio affidarsi alla natura laddove è possibile, perché veramente la natura è amica e ci dà davvero tanto. Abbiamo tanto da prendere per garantirci, diciamo, uno stato ottimale di salute e di benessere. Quindi guardarci intorno e vedere che veramente abbiamo tanti doni da poter godere e utilizzare e averne soprattutto cura.
È vero. Quindi, Dottoressa, io tra l'altro, io non lo so, magari probabilmente l'avrò ospite per un'altra puntata perché io ricordo che la dottoressa Rita Insolera si occupa anche, mi scusi un attimo, ricordo che lei si occupa, dottoressa, anche del benessere dei nostri amici a quattro zampe, dei nostri animali, quindi come naturopatia anche per loro. sì, come amante degli animali non potevo che approfondire anche l'argomento per quanto riguarda i nostri amici a quattro zampe, quindi io utilizzo i rimedi naturali anche per i cani, per i gatti e quindi vado a sostenere anche loro quando necessitano, sia come supporto, diciamo, per le patologie fisiche, ma anche quelle comportamentali, che molto Esatto. spesso Quindi sì. cani che soprattutto soffrono di ansia da separazione, anche per loro ci Esatto. possono tornare utili i fiori di Bach, ma fatti ad hoc per loro, attenzione. In questo caso sì, i fiori di Bach sono più indicati proprio perché vanno a coprire quella sfera emotiva che molto spesso, ad esempio, i cani quando presentano quell'ansia di separazione perché magari il padrone è costretto a stare fuori tutto il giorno e loro poverini devono rimanere a casa e loro hanno questo disturbo comportamentale. Allora in questo caso i fiori di Bach sono in modo particolare indicati perché vanno ad aiutare proprio questo disagio Disagio. che può presentare, sì. Va bene, dottoressa, io mi auguro di averla ancora una volta per approfondire l'argomento. Io la ringrazio per essere stata in mia compagnia oggi. Grazie per i consigli utilissimi che ci ha dato. Grazie a voi e scusatemi se non sono stata tanto No. perfettina per quanto riguarda l'inquadratura. Purtroppo queste cose tecniche non sono tanto portata. Guardi, capitano a chiunque, quindi stia serena, dottoressa. L'importante è che comunque noi siamo riusciti a sentirla e comunque anche a vederla. Grazie, dottoressa Rita Insolera, ospite del nostro appuntamento. Grazie a La voi, una saluto, buona serata grazie. e saluto a tutti. Grazie, Allora, grazie ancora. messaggi molto importanti che sono arrivati da parte della nostra ospite di oggi, la dottoressa naturopata Rita Insolera, che tra l'altro ha ribadito più volte che dobbiamo affidarci alla natura per alcuni disagi che abbiamo e la natura sicuramente viene sempre in nostro aiuto. Scegliamo sempre chilometri che arrivano dalla nostra terra, quelli a chilometro zero, quelli del contadino della porta accanto, che sono sicuramente i prodotti più sicuri ed efficaci. Da Cristina Ruffini è tutto, grazie per essere stati con me anche oggi pomeriggio. Noi ci sentiamo domani è mercoledì, per la prima volta affrontiamo lo sport e benessere, quest'altra rubrica. Io vi saluto perché sono arrivata proprio al termine, saluto Paolo in regia, saluto ovviamente anche Marzia che si è occupata della redazione e chiudo così. Un bacio a tutti, a domani, ciao!